In alcune aree del paese la risorsa disponibile è già scarsa e anche nel distretto del Po la fotografia a oggi è quella a macchia di leopardo. Alcuni bacini idrografici stanno soffrendo maggiormente, altri meno. È proprio per queste ragioni che il Ministero dell'Ambiente, grazie alle autorità distrettuali del fiume Po, ha riunito l'Osservatorio di crisi idrica, che da alcuni mesi è diventato organismo permanente, che riunisce tutti gli enti che si occupano della gestione dell'acqua e i portatori di interessi attivi. Il segretario generale Meuccio Berselli ha fatto il punto. Si è riunito questa mattina l'Osservatorio delle crisi idriche presso l'autorità di bacino distrettuale del fiume Po a Parma e abbiamo dato una tendenza e uno scenario di criticità media con precipitazioni. Infatti abbiamo visto che nel mese di aprile e nel mese di maggio, all'inizio di maggio, il Po ha una portata media che è circa il 40% al di sotto della media degli ultimi 20 anni. Quindi questo ci preoccupa in un momento così delicato in cui iniziano tutti i prelievi per l'agricoltura. È prevista pioggia nei prossimi giorni e quindi noi faremo una nota sintetica fra 15 giorni che trasmetteremo ai portatori di interesse dell'osservatorio e queste previsioni, se ci saranno, diminuiremo ovviamente la tendenza e lo scenario, altrimenti dovremo porre delle azioni molto importanti come invasare tutti i laghi, avere una maggiore acqua nei laghi alpini, perché altrimenti potremo avere delle ripercussioni negative nell'habitat, nella falda sotterranea, ma soprattutto nella mancanza di energia, cioè nella mancanza di idroelettrico e di crisi nell'idropotabile. Quindi queste azioni sono necessarie, sono molto importanti e l'osservatorio deve seguire un monitoraggio attento dei big data e di tutte le conoscenze sulla risorsa in tutto il distretto.